attraverso valli e monti, eroico avanza il partigiano per schiacciare l'invasore, all'istante non domani, e schiacciare l'invasore, all'istante non domani, e Buongiorno e desidero rivolgere il più caloroso saluto di benvenuto a tutti i presenti. Oggi procediamo ed è la prima volta che accade in forma così solenne e partecipata alle medaglie della liberazione. Questa è la dicitura precisa, concesse dal Ministero della Difesa a chi ha partecipato alla lotta di liberazione. Purtroppo la maggior parte degli insigniti non è più tra noi e quindi buona parte di queste onorificenze saranno ritirate dai familiari. Io quindi ringrazio la presenza degli insigniti che sono tra di noi e che potrete avere l'onore e il piacere di conoscere, dei loro familiari, del sindaco della città metropolitana che arriverà a momenti, sindaci dei comuni della città metropolitana, degli amministratori, delle associazioni partigiane, associazioni combattentistiche e d'arma, le autorità presenti, che ringrazio di vero cuore, e tutti i cittadini che intendono con la loro presenza onorare questo momento fondamentale delle celebrazioni del 25 aprile. Tante celebrazioni che hanno interessato il territorio e che stanno a dimostrare come questa data non costituisca solo un importante ricordo, ma l'occasione per continuare a riflettere sui valori fondamentali e sui valori fondanti della nostra società e del nostro ordinamento. Celebrazioni del 25 aprile che sono improntate a uno spirito unitario, laddove per spirito unitario non va e non deve essere mai inteso una sorta di pensiero unico, ma la condivisione di valori fondamentali, che poi i singoli, i gruppi possono declinare in maniera diversa e divergente, perché questo costituisce la base della dialettica democratica e della dialettica politica. Ma valori fondamentali in cui tutti non possiamo fare a meno di riconoscerci e che sono i valori della libertà nelle sue piene manifestazioni, la libertà di pensiero, la libertà di svolgere attività professionali, commerciali di vario genere, la libertà di esprimere le proprie opinioni in tutti i campi, la democrazia come segno inequivocabile di partecipazione
alle scelte amministrative, alle scelte di governo, alle scelte legislative, perché la democrazia rappresenta l'espressione più viva dello spirito di comunità, del senso di appartenenza alla comunità. La giustizia sociale, perché una comunità non può fare a meno di garantire la parità dei diritti, ma anche la parità di posizioni nell'ordinamento e nella comunità, nel tessuto economico e sociale. Tutti questi valori ai quali non possiamo unire anche lo spirito solidaristico, perché ognuno ha bisogno dell'altro e il senso della comunità significa proprio partecipare anche per aiutare e, se del caso, essere aiutati. La condivisione quindi di questi valori costituisce la base della nostra società democratica, che trova la sua fonte storica proprio nel processo che portò alla liberazione del nostro Paese dalla dittatura. E quindi riecheggia quella esclamazione che più volte giustamente viene riportata nei testi, ma anche nel corso delle manifestazioni. Ora è sempre resistenza, ma non da intendersi come un grido di battaglia, perché battaglia ci fu e anche aspra, ma come un messaggio di impegno e di speranza, perché dopo le distruzioni e sulle ceneri della guerra questo grido rappresentava lo sforzo unanime di ricostruire non solo gli edifici, ma le coscienze, perché la vita quotidiana di una democrazia non può che poggiare su un impegno costante, anch'esso quotidiano, ricollegabile inevitabilmente alle esperienze di chi ha aperto il nostro Paese alla democrazia e allo spirito egalitario. Ecco perché è importante anche oggi vedere i protagonisti, fisicamente i protagonisti e i testimoni diretti di questo impegno, la cui testimonianza rappresenta per noi modello e costante insegnamento. E mi fa piacere che ci siano anche giovani, perché a loro è destinata la raccolta di questa eredità, che costituisce un filo conduttore per mantenere inalterati gli assetti della nostra democrazia e per spingere a cambiare in meglio laddove difetti, e difetti ce ne sono stati e ce ne sono tuttora tanti, debbono indurre a migliorare e non a distruggere, debbono indurre a costruire con maggiore impegno e non a smantellare quello che unisce e quello che dà
diritto effettivo di cittadinanza. Questi giorni, che sono stati anche di vacanza, molti, giustamente, perché è bene che ci sia anche un periodo di riposo e di svago, hanno fatto il cosiddetto ponte. Noi il ponte lo stiamo celebrando qua, con tanta soddisfazione. Magari chi va in giro, ripeto, giustamente, perché c'è bisogno di svago e di riposo, non ricorderà questo ponte perché lo aggiungerà a tanti altri ponti che ha fatto, tanti weekend. Noi invece ce ne ricorderemo. Ce ne ricorderemo perché avremo conosciuto tante persone che con la loro esperienza diretta, con la loro testimonianza diretta, o perché familiari, ma anch'essi portatori di testimonianze tangibili, ci danno un insegnamento con la loro sola presenza, perché in questo modo ci rendiamo conto che la storia è passata, la storia vive e non è semplicemente raccontata da un documentario o da un libro di storia. E quindi ci fa piacere essere qui con voi e non posso che riconoscere al Governo e al Ministro della Difesa di aver avuto questa sensibilità ulteriore di gratificare le persone che con il proprio impegno, a volte con il sacrificio della vita e dei propri affetti familiari, hanno contribuito a spalancare gli orizzonti della democrazia e della libertà nel nostro Paese. Grazie e buon 25 aprile a tutti. Eroico avanza il partigiano per schiacciare l'invasore, all'istante non domani, e schiacciare l'invasore, all'istante non domani, e si arrossa le bandiere, tinte del sangue del partigiano, giù dei monti alle schiere, solo il fuoco avanti va, partigian bandiera al vento, sempre uniti.